Proseguono senza sosta le indagini per dare un volto e un nome al mostro, perché solo in questo modo si può chiamare una persona capace di avvelenare dei bambini di naro. In attesa degli esami di laboratorio da parte dei RIS di Messina, i carabinieri hanno aggiunto un altro tassello per completare, si spera, il puzzle. Il vino rinvenuto all'interno del sacchetto contenente i cioccolatini, risultati fatali per Sebastian, 5 anni, e quasi fatali per gli altri due fratellini di 7 e 10 anni, e un'arancia, è stato acquistato in un esercizio commerciale di Naro lo scorso 27 gennaio. Una volta aperta, all'interno il mostro ha versato il veleno, poi l'ha richiusa alla meno peggio con un altro tappo. Che il responsabile volesse la morte di tutta la famiglia è ormai un dato certo. Non dovevano morire soltanto i tre fratellini, ma anche la mamma e il papà. Quest'ultimo è scampato alla morte per puro caso. Essendo rincasato e avendo visto il vino, si è riempito il bicchiere, ma non ha avuto il tempo di berlo perché i suoi figli hanno cominciato ad accusare i primi spasmi allo stomaco. Gli inquirenti comunque sembrano davvero vicini alla cattura del responsabile. Da racconti e testimonianze raccolte si sono fatti un quadro completo della situazione. Attendono soltanto l'esito delle analisi dei RIS che potrebbero portare dritto al mostro. Quello della vendetta passionale è l'unica pista battuta. D'altronde anche l'intervista rilasciata dalla cugina di Marica, la mamma dei tre fratellini Lupescu, sembra verosimile. La donna ha raccontato dell'adulterio della parente che poi evidentemente voleva uscirsene da questa storia. Inoltre ci sarebbe sempre l'SMS spedito alla mamma di Sebastian dove si leggeva testualmente fuori dall'Italia. Intanto il corpicino di Sebastian verrà traslato in Romania dove verrà celebrato il funerale con il rito ortodosso. Questa è la volontà della famiglia. I genitori, dopo la morte cerebrale, avevano anche autorizzato l'espiando degli organi, ma non è stato possibile perché i tessuti risultavano compromessi dall'avvelenamento.